C'è proprio un detto veneziano che spiega come le uova di cioccolato siano buone anche dopo Pasqua. Ma quale sarà la sorpresa nell'uovo gigante dedicata al governatore Zaia e al sindaco Brugnaro? Siccome l'uovo, opera del maestro pasticcere Giancarlo Vio, decano dei pasticceri veneziani, deve essere ancora rotto, la curiosità si infittisce. Abbiamo cercato di svelare questo piccolo grande mistero con il nostro Lucio Zanato in piazza San Marco. Vediamo com'è andata. La decorazione deve essere fatta svelta in 15 minuti, non di più. E quindi bisogna veramente essere dei maestri perché se vedete le rosette preparate una per una è fantastica. Ma il cioccolato a 30 gradi bisogna far svelti perché cosa vuole? È anche freschetto, il cioccolato si indurisce e bisogna immediatamente decorarlo. Perché lavoro il cioccolato è minimo 50 anni, che ho cominciato in Svizzera a 25 anni. Ed è arrivato a Venezia. E sono arrivato a Venezia negli anni 66, 65. L'uovo gigante conterrà due sorprese dello scultore Giorgio Bortoli. Di cosa si tratta? Non si può dire perché comunque è una cosa che rappresenta Venezia, la rinascita della nostra città e finalmente, come dice un detto antico, dopo un Natale e due Pasque dovrebbe svanire questa pandemia. I ristoratori intanto sperano di poter presto ricominciare a lavorare. Sono un po' il rappresentante di tutti i ristoratori storici della città. Per noi cosa volete? Oggi è un giorno che ci mancano tutte quelle cose, già il secondo anno, tipo adesso c'è il primo taglio della Castraura, il primo fiore, il più bel fiore della laguna. Magari chissà se ci sarà qualche spiraglio, magari a metà mese, però sappiamo che dopo il giorno 2 noi apriremo. Certo è una grande sofferenza, noi a Venezia soffriamo tantissimo.